Ben ritrovati dalla redazione. Sono state consegnate al prefetto di Trieste le 7.500 firme dell'appello al presidente Sergio Mattarella ieri in città per il conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza dell'Università di Trieste e ospite a pranzo proprio in prefettura sulla drammatica situazione del Silos lanciato da Franco Belci, Gianfranco Carbone, Mauro Gialuz e Pierluigi Sabatti, definitisi pensionati attivi che hanno promosso l'iniziativa. Prosegue la missione in Danimarca della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito di una visita istituzionale promossa dall'ambasciata danese a Roma e la delegazione guidata dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha visitato i porti di Odense e quello di Esbjerg. Durante l'evento l'assessore ha rimarcato in sintesi che l'interesse del Friuli Venezia Giulia per la tecnologia meccanica dei sistemi eolici è volta non tanto agli impianti offshore quanto a quelli inshore che possono avere un ruolo attrattivo in particolare in prossimità dei porti. In particolare è stata evidenziata la possibilità di avere un confronto interessante con i paesi di confine come ulteriore elemento di sviluppo della Valle dell'Idrogeno. Tutti i porti danesi hanno sviluppato progettualità per la produzione di idrogeno e di combustibili come sottoprodotti utili alla transizione energetica. Anche in Friuli Venezia Giulia, in questo caso ruolo assolutamente predominante è quello del porto di Trieste, come evidenziato dalla Mirante, accanto a un sistema portuale attrezzato con banchine elettrificate, deve essere garantito l'uso di combustibili alternativi ai carburanti fossili. Cronaca, nel primo pomeriggio di ieri la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto una richiesta di soccorso per una scolaresca bloccata nel greto del fiume Meduna. Immediatamente l'operatore addetto alla sala operativa del Comando della Destra Tagliamento ha inviato la squadra del distaccamento di Maniago e la squadra SFA, soccorritori fluviali e alluvionali della sede centrale. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno raggiunto un gruppetto formato da 15 bambini tra i 6 e i 7 anni e 4 educatori. Una delle maestre ha spiegato che mentre si accingevano a impegnare un ponticello in cemento, questo ha ceduto e il gruppo è rimasto bloccato su una lingua di terra in mezzo al fiume, senza altre vie per rientrare in sicurezza. I vigili del fuoco, utilizzando il gommone da rafting opportunamente vincolato, hanno trasportato i bambini educatori dalla lingua di terra alla sponda del fiume. Cambiamo argomento, dopo i parcheggi di autonoleggio, il Molo Quarto di Trieste, così come lo conosciamo, non esisterà più o quasi. Dopo il taglio, i primi 140 posti auto tolti alla disponibilità degli utenti per lasciare spazio al cantiere per la realizzazione del viale monumentale in Porto Vecchio, ora l'area perde un pezzo in qualche modo anche della storia recente della città. Si tratta degli sportelli delle società di autonoleggio presenti da 15 anni in Molo Quarto a servizio dei triestini, turisti e croceristi che dovranno continuare la propria attività al Silos, passaggio considerato necessario per portare avanti i cantieri per la riqualificazione dell'antico scalo e trasformare gradualmente il Molo Quarto nella piazza cittadina di accesso al rinnovato Porto Vecchio. In quest'ottica, secondo il Comune, l'area deve essere tassello dopo tassello liberata dalle quattro ruote. Ancora cronaca, incidente a Sagrado lungo la centralissima via Roma per causa del vaglio dei carabinieri di Gradisca di Sonzo. Sono entrati in collisione un'autovettura ed una moto. Non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica che è oggetto di approfondimento. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi: cielo sereno velato da nubi sottili a quote molto alte e venti di brezza. Temperature ben oltre la norma del periodo, praticamente estive in pianure e area montana, meno a Trieste, per la brezza più fresca dal mare. Temperature minime in pianura fra 10 e 13, le massime fra 27 e 29 gradi, sulla costa minime fra 13 e 16, massime fra 21 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo, ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.